Quarto ordigno bellico trovato a Montebello Vicentino, nel cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Si tratta della quarta bomba in meno di 3 anni e la terza in meno di 4 mesi, con la conseguenza che il comune dovrà affrontare un quarto bomba day, dopo quelli del 24 aprile 2022, del 15 dicembre 2024 e quello recentissimo del 9 marzo 2025. Per i residenti la situazione è stressante, lo è stressante per i residenti, per gli automobilisti, perché molto probabilmente andremo verso l'ennesima chiusura autostradale, oltre che all'interruzione della linea ferroviaria, quindi capiamo che la situazione comincia ad essere preoccupante e, ripeto, anche stressante per tutti noi. Il nuovo ordigno bellico da 500 libbre e risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto dagli operai del cantiere sulla sinistra orografica del torrente Gua, pochi metri al di là del nuovo ponte della TAV e a circa 150 metri dall'area in cui sono stati trovati i precedenti 2 ordigni. Ad esprimere preoccupazione per il continuo disagio provocato ai residenti è il primo cittadino, che nel prossimo incontro in prefettura chiederà anche di rivedere le procedure di indagine. Prevedere una indagine bellica non più puntuale ma estesa, il che vuol dire magari riuscire a fare un bomba day cumulativo. Adesso io non sono un tecnico, quindi non so di preciso cosa si debba fare, ma condivido quanto già dichiarato da parte del prefetto. Bisogna rivedere la modalità di indagine bellica.